benvenuti. Oggi è martedì 18 luglio 2023. Il sole sorge alle 5:53 e tramonta alle 20:19. La luna sorge alle 23:44 e cala alle 11:04. Oggi si celebra Santa Elisabetta. Il nome Elisabetta deriva dall'antico aramaico e significa colei che giura per Dio. Il numero fortunato è il 9, il colore l'arancio, la pietra l'ambra e il metallo l'oro. Ho un segreto da svelarvi oggi per avere dei denti sempre più bianchi e un sorriso perfetto. Basta mescolare mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio con mezzo cucchiaino di sale da tavola e otterrete un detergente potentissimo. E se volete renderlo più piacevole, aggiungete un pizzico di olio essenziale alla menta piperita. Usatelo al posto del dentifricio, però attenzione, non più di una volta a settimana. Se avete macchie sui denti, potete strofinarli con fragole o la parte interna della scorza di un'arancia. Provare per credere. Buon compleanno al Presidente del Senato, Ignazio La Russa, che oggi festeggia 76 anni. Nato a Paternò ed entrato in politica con il Movimento Sociale Italiano, è stato ministro della Difesa nel governo Berlusconi. Nel 2012 ha fondato il partito Fratelli d'Italia insieme a Giorgia Meloni. A casa sua conserva cimeli di guerra e busti del Duce. È diventato celebre anche per le imitazioni di Fiorello. Una curiosità, nel 1972 è apparso nel film di Marco Bellocchio Sbatti il mostro in prima pagina. Compie 56 anni l'attore statunitense Vin Diesel, diventato famoso alla fine degli anni 90 per le sue apparizioni in diversi film hollywoodiani di successo, tra cui Salvate il soldato Ryan. Ma è stata la saga d'azione Fast and Furious a trasformarlo nell'idolo di tutti i patiti di questo genere cinematografico. Sono invece 45 le candeline per l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi. È entrata in politica con il Movimento 5 Stelle, ha governato la capitale dal 2016 al 2021. Celebre il suo no alle Olimpiadi del 2024. Si racconta che l'imperatore Nerone suonasse la lira e cantasse mentre osservava le fiamme a distanza di sicurezza. Secondo gli storici era il 18 luglio del 64 quando Roma fu colpita da un grande incendio. Il fuoco divampò nell'area mercantile e ben presto andò fuori controllo, devastando la città addirittura per 9 giorni. Uno studio ha dimostrato che mangiare piccante riduce del 13% il rischio di morte per malattie cardiovascolari e ictus. Il peperoncino ha anche un'azione antimicrobica verso i funghi e i batteri che alterano la flora intestinale e provocano malattie metaboliche. Anche oggi puntuali con l'oroscopo di Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi la luna si abbraccia col sole e saluta il regno delle lunarità cancerine per tuffarsi in una splendida giornata leonina. Quindi, quando la luna è a cavallo tra un segno e un altro, sapete che la giornata è un po' bifasica. Vediamo come sarà il giorno e la sera per ogni segno zodiacale. Ariete, quanto mai positiva la sera sicuramente perché la luna entra in trigono, quindi aperitivo, festa, abbracci, baci, poi continuate voi. Toro, giornata interessantissima quella di oggi perché il sole rimane dalla vostra parte, la luna però vi obbliga a valutare anche la prospettiva del partner o quella altrui. Spesso ciò che va bene per voi pensate che vada bene per tutti. Potrebbero esserci delle varianti anche se voi partite da un concetto molto positivo. Ascoltate gli altri. Gemelli, giornata che vede una luna che riequilibra l'umore da dopo pranzo. Ecco, vi sentirete di nuovo affettuosi, materni e soprattutto comunicativi e brillanti. Incontri nuovi, rivedere un amico e in serata anche per i single ottime prospettive per chi vuole essere corteggiato. Leone, giornata che inizia con un'ispirazione meravigliosa ma che continua anche con un senso di benessere molto forte. La luna finalmente vi vuole carezzare, rinnovare e coccolare. Bravi, accogliete tutto quello che da dentro di voi vuole manifestarsi e con dolcezza porgetelo agli altri. Vergine, la giornata di oggi è una giornata molto sensibile, probabilmente nei giorni passati e siete concessi un weekend o
libertà o con qualche passione. Probabilmente da oggi in poi comincerete a valutare se le emozioni provate possono proseguire. Bilancia, giornata interessantissima perché anche se il sole vi mette comunque sotto a lavorare, la luna vi vuole sensuali e molto delicati. In serata una bella notizia è un bell'invito, cedete. Scorpione, la giornata di oggi è interessantissima, la mattina c'è comunque un dolce risveglio, il pomeriggio potrebbe qualcosa a livello familiare o amicale richiamare la vostra attenzione perché c'è bisogno della vostra presenza in un gruppo. Sagittario, serata splendida oggi da usare assolutamente per uscire, per vedere gente, per comunicare e soprattutto per finalizzare un buon accordo d'affari, magari davanti a un aperitivo. Capricorno, la giornata di oggi finisce con le emozioni che la luna finalmente lascia libere di esplodere. State bene, ammettetelo a voi stessi e vedete che tutto il resto del vostro mondo affettivo si conformerà a questo vostro stato d'animo. Acquario, una giornata interessantissima oggi anche se la luna in serata si porrà in opposizione. Troppo stanchi, troppo stressati, qualcuno vi chiede sempre di parlare, di agire, di essere presenti. Voi, per quanto siete degli squadristi, amate molto anche l'individualismo, per cui un buon libro o una bella serata, magari su una maca a guardare il tramonto e il mare, sarebbe il toccasana che vi meritereste. Pesci, la giornata di oggi saluta la luna dolcissima in mattinata che vi regala un amore e un bel risveglio. Di pomeriggio però gli appoggi lunari sembrano venire molto meno, vi rimane il sole molto amico, allora probabilmente avete deciso di allungare o di estendere ciò che vi riesce bene anche ad un'altra persona o per più tempo. Una data triste che cambierà le regole del ciclismo. Il 18 luglio del 1995 si correva per la 15ª tappa del Tour de France. In una brutta caduta collettiva rimane coinvolto l'italiano Fabio Casartelli, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Barcellona nel 92. È senza casco e sbatte violentemente la testa contro un paracarro senza riprendere mai più conoscenza. Da lì nascerà il dibattito che porterà all'obbligo dell'elmetto. Affrontare un problema molto complesso e non essere sicuri di come risolverlo è come avere una gatta da pelare. Avete sentito questa espressione, vero? Beh, si dice così perché pelare una gatta implica rimuovere il suo pelo, nel senso di tosare o lavare e pettinare accuratamente. Questa espressione si riferisce al fatto che i gatti detestano questo tipo di attenzioni e di conseguenza possono reagire disperatamente cercando di liberarsi, dimenandosi o graffiando. Gli inglesi invece amano dire hard nut to crack, letteralmente una noce dura da rompere, ma il significato reale rimane sempre lo stesso, avere a che fare con un'impresa difficile. Anche oggi ovviamente vi ricordo di seguirci su YouTube iscrivendovi al nostro canale Sicilia Play. Andy Warhol fu un innovatore assoluto nell'arte moderna. Come artista contemporaneo riuscì a superare persino Picasso in termini di vendite delle sue opere. Le sue idee geniali includevano la moltiplicazione all'infinito dell'immagine di una bottiglia di Coca-Cola o di una lattina zuppa Campbell. Ma le sue creazioni non si limitavano a questo. Riprodusse anche capolavori come L'ultima cena di Leonardo, Il Vesuvio di Napoli, i ritratti di Marilyn Monroe e Liz Taylor e persino la sedia elettrica utilizzata per l'esecuzione dei condannati a morte. Secondo il celebre illustratore, l'arte si muoveva come la pubblicità. Più se ne parlava, più diventava accessibile e si vendeva. Non era tanto necessario capirla, quanto comprarla. Andy Warhol visse una vita intensa, alla ricerca del piacere e della trasgressione, perché credeva che dall'abisso più profondo si potesse sempre intravedere una luce e finché si è vivi bisogna provare tutto. Ci salutiamo con la frase del giorno. Sembra sempre impossibile finché non viene fatto. Vi auguro una buona giornata e vi aspetto anche domani con l'Almanacco.